come associazione questa scelta di togliersi la vita prima, poco prima del fine pena, non stupisce. I dati, le ricerche, i monitoraggi che portiamo avanti nei territori ci raccontano di una paura di vivere un abbandono istituzionale dopo l'uscita. Si è tolta la vita nella cella che condivideva con un'altra detenuta. È stata lei a trovarla e a dare l'allarme. Soccorsa mentre era ancora in vita, si è spenta nel trasporto verso l'ospedale. Quello della quarantenne detenuta alla Giudecca è il terzo caso di suicidio in meno di 2 mesi in Veneto, l'8º in Italia. Per l'associazione Antigone un'emergenza strutturale. Il 2025 ci ha consegnato un record infelice, ovvero dopo diversi decenni nel 2025 c'è stato il numero più alto registrato di donne che si sono tolte la vita negli istituti di pena. Ricordiamo come il suicidio all'interno degli istituti di pena sia un fenomeno strutturale. Alla donna mancavano poche settimane per finire il suo periodo di detenzione. Avrebbe lasciato anche un biglietto a testimonianza del gesto estremo che non stupisce l'associazione. Sono molte le persone che negli istituti di pena non riescono a reggere la solitudine e l'incertezza del futuro una volta fuori dal carcere. E segnaliamo come, nonostante si tratti di un carcere che non sta in questo momento riscontrando il problema del sovraffollamento, è comunque un carcere che si trova in una posizione isolata, è infatti all'interno di una piccola isola, e Antigone osserva il carcere non solo come edificio, ma al di là delle mura, ovvero come risponde la comunità e il territorio, quali sono le possibilità che quel territorio offre in relazione all'istituto.